Fino a qualche decennio fa, quando si pensava agli spumanti, si pensava quasi esclusivamente a prodotti nordici o prodotti oltre Alpe, tipo lo champagne, eccetera. In Sicilia ormai lo spumante è una realtà. Ci sono una miriade di aziende che fanno ottimi spumanti, sia metodo Charmat, sia metodo classico. Sono tutte aziende che fanno prodotti di qualità sfruttando i vitigni autoctoni. Una volta si faceva quasi esclusivamente con i vitigni alloctoni, cosiddetti francesizzanti, col Pinot Noir e soprattutto lo Chardonnay. Adesso stiamo cercando di valorizzare i nostri vitigni perché sono dei vitigni che, se vengono raccolti in anticipo con una certa acidità e vinificati con tecnologia, riescono a dare ottimi risultati. E quindi l'Istituto regionale Vinicolo di Sicilia sta intraprendendo anche una ricerca per cercare di valorizzare i nostri vitigni e soprattutto i vitigni quelli che ci appartengono, appunto i vitigni autoctoni, vitigni che vengono ora vinificati sia a livello sperimentale ma anche ormai a livello industriale. I vitigni più vocati per la produzione dei vini spumanti sono i vitigni che appartengono alla nostra terra. In primis sull'Etna abbiamo il Nerello Mascalese, ma anche il Carricante. Poi abbiamo da noi nella zona più centrale abbiamo il Nero d'Avola, poi abbiamo il Frappato, ma ultimamente anche il Grillo e il Catarratto che stanno dando ottimi risultati. Stiamo cercando di mettere a sistema questa tipologia di prodotti e stiamo vedendo che le aziende siciliane stanno lavorando molto bene. Ormai nei concorsi nazionali e internazionali anche i nostri vini spumanti mietono successi, quindi sono prodotti che piacciono anche ai consumatori più fini ed esigenti. Prodotti che hanno un comune denominatore, hanno la mediterraneità. Sono prodotti con profumi molto accattivanti, in bocca sono a volte un'esplosione di sapori e poi hanno dei colori unici, colori molto particolari che soltanto la terra di Sicilia riesce a dare. Degusteremo prodotti che provengono un po' da tutta la Sicilia. Ce ne sono alcuni che vengono dall'Etna, una zona molto in voga soprattutto in questo momento, dove si fanno spumanti con il Nerello Mascalese, che è il vitigno principe appunto del territorio. Abbiamo altri spumanti che provengono dall'entroterra siciliano, la zona di Vallelunga, con invece vitigni alloctoni, con il Chardonnay, e poi abbiamo anche alcuni vini prodotti con il metodo Charmat, soprattutto con il Catarratto, che è un vitigno che era stato abbandonato, invece è stato ripreso, riscoperto e sta dando ottimi risultati. Esce fuori un prodotto di altissima qualità che non ha niente da invidiare anche al metodo classico. Assaggeremo anche qualche vino che proviene dalla provincia di Siracusa con il Frappato, che è un altro vitigno a bacca rossa però che viene vinificato come appunto rosato, che è la moda del momento, e poi alla fine ci sarà un Grillo, che è il vitigno principe a bacca bianca, che sta dando eccellenti risultati anche nella tipologia spumante.